Benvenuti al Decumano inferiore, per tutti Spacca Napoli, una delle strade più antiche della città. Risaliamo all'epoca greca, la città si chiamava Neapolis e c'erano il Decumano inferiore, il Decumano superiore e il Decumano maggiore. Noi stiamo percorrendo questa strada storica per incontrare chi di Napoli ne sa e come, conosce i detti, conosce la storia, conosce un po' tutto. Il grande scrittore Amedeo Colella. Buonasera, benvenuti nel cuore della Napoli antica, patrimonio mondiale UNESCO. Citavi i tre decumani, ma sapete che fin dal 1995 l'intero centro antico di Napoli è incluso nel patrimonio mondiale UNESCO, proprio perché è riuscito a conservare la pianta di fondazione. E non c'è riuscita manco Roma, manco Atene, le nostre madrepatrie. Napoli per qualche motivo strano c'è riuscita. Questa è una sicuramente strada chiassosa, tanto cara a Benedetto Croce. Noi tra l'altro diciamo decumani, ma pensate che è una parola di origine romana. Io ho parlato di Neapolis, quindi dell'antica Grecia, quindi questa veramente è una città con una storia meravigliosa, storia che potrebbe continuare a scrivere, come si vede da queste maglie qui a Spacca Napoli esposte all'interno dei cuori, e stiamo parlando delle maglie del Napoli. Però nonostante il clima di festa, nonostante magari qualche inciampo che può capitare nel corso di un campionato e qualche screzio tra tifoseria e società, c'è una frase, no, a Napoli che si dice: "Se sono rotte giarratelle", cioè che cosa significa questa frase? Secondo te si sono rotte veramente? Fra società e tifoseria le cose sembrano in via di soluzione, però in qualche modo quando una lunga e duratura amicizia si interrompe, in napoletano si usa dire appunto "si sono rotte giarratelle". Sai perché? Perché la giarratella, la brocchetta di terracotta, a Napoli è il simbolo stesso dell'intimità. Se c'è intimità fra due persone, fra due famiglie, fra due gruppi di amici, se l'una va in visita all'altra mica è necessario usare il servizio buono, quello di Capodimonte. Quello si riserva agli estranei, diciamo a quelli da tenere a distanza. Fra noi è sufficiente la brocchetta di terracotta di uso quotidiano, ma qualora la lunga e duratura amicizia si interrompe, la prossima volta verrai trattato con servizio buono, con distacco. Metaforicamente le giarretelle non ci sono più, magari se le sono pure buttate, quindi si sono anche rotte materialmente. Okay. No, ma in realtà la rottura è metaforica, quella che si è rotta davvero è la lunga e duratura amicizia. Mi piace però continuare questo percorso con te nei detti napoletani. C'è qualche altro detto che tu andresti ad abbinare con quello che sta succedendo in questo momento a Napoli, con il Napoli? Beh, in questo momento è un momento di grande felicità. Certo, qualche problema ogni tanto c'è, insomma, però il napoletano poi subito è pronto, sai, no? Siamo tifosi, per carità, no? Forza Napoli sempre. Però poi alla prima sconfitta diciamo ecco Napoli è fornuto che paccheri dall'acqua. Ecco, questo potrebbe essere un detto, cioè è capitato magari nella gara d'andata contro il Milan, ma soprattutto è capitato in campionato che un po' di pacchi dall'acqua c'è stato. Sì, però è vero che è una squadra che ha oltre 20 punti avanti, siamo fortissimi. Beh, a questo punto però te lo spiego. Te lo spiego perché le pacche nell'acqua è una locuzione che risale addirittura al vicereame spagnolo. Siamo nel 600 e a Napoli c'era la colonna infame, la colonna della vicaria, la colonna dei debitori insolventi. Chi non pagava i creditori veniva denudato, legato alla colonna infame e fatto oggetto di secchiate d'acqua, esposto al pubblico ludibrio, alla berlina. Ovviamente nudo com'era, con le pacche esposte, era fornute che paccherin dall'acqua. La colonna infame peraltro dà origine a tante locuzioni, la famosa mannaggia culonna o mannaggia culonna infame, ancora oggi diciamo così. Ma dai, io pensavo che mannaggia culonna fosse un modo più carino per edulcorato per evitare la bestemmia. E invece no, vedi, io con te scopro sempre. Noi abbiamo una storia millenaria, Noi tra le altre cose siamo fra Lobottega e Zielinski. Sì. E io a volte penso, quando ecco, c'è pure Anghissà. Che purtroppo nella gara non ci potrà essere per... Ecco, una bellissima locuzione napoletana. Quando per esempio tua figlia ti porta a casa l'ultimo fidanzato, sic e long, capito? Questi ragazzi moderni, sì. Tu si dire... Senti, ma che chiappata stu Mamozzi? Ecco, Mamozzi è un'altra bellissima locuzione napoletana. Ci hai mai pensato? Mamozio, anch'essa, affonda le radici nella cultura latina. Lolliano Mavorzio era un nobile puteolano, la cui villa fu scavata
a Pozzuoli venne fuori questa statua di questo nobile acefala, però priva di testa. Bene, nel Settecento si usava ricostruire la testa mancante e lo fu dato in carico a uno scultore troppo giovane e inesperto, e tu sai che lo sparagne non è mai guaragne, tanto spiene tanto bien. Ed ecco che il risultato fu modesto, la testa era sproporzionata rispetto all'altezza della statua, peraltro aveva una faccia da ebete, i puteolani corruppero Mavorzio in Mamozio, e da allora in poi ogni qualvolta ci imbattiamo in un tipo sì che lungo e con una faccia fessa, ma richiappata sto Mamozio. Faccia fessa, cioè una faccia insomma poco interessata a quello che gli circonda e poco sveglia, ecco, giusto per fare ogni tanto delle traduzioni, però le nostre lezioni di napoletano con te devono continuare e magari continuano conoscendo meglio Spaccanapoli, quindi facciamo una passeggiata. Guarda un mare portare in daddore maladim, porta in mano, guarda un mare portare in daddore maladim, paesano. Beh, la storicità incontra l'attualità per un'attualità che però vuole scrivere la storia, ed è un Napoli che deve ancora misurarsi con il Milan in Champions, è un Napoli che però prepara oramai i festeggiamenti per il terzo scudetto, anche perché secondo Spalletti mancherebbero alcune partite, però al di là delle scaramanzie, lo vedete, la città è veramente in festa, ma bisogna stare attenti a festeggiare nella maniera giusta. Oggi arriva l'appello del sindaco, all'epoca questi appelli non c'erano, non c'era nemmeno il sindaco, che cosa succedeva? Bisogna festeggiare, certo, con prudenza. Napoli è sempre una città che ha sempre festeggiato. Napoli, dunque, pensate solamente ai periodi del carnevale. Un carnevale seicentesco di solito era riservato, diciamo, alla parte nobile della popolazione. Il carnevale diventa popolare nel Settecento, soprattutto con i carri della Cuccagna. Erano carri promossi dalle associazioni annonarie, i panettieri, i pescivendoli, i macellai, quindi carri pieni di Oggi come si chiamerebbe un'associazione con tutti questi commercianti? La Confcommercio, per esempio. Cioè, all'epoca, la Confcommercio dell'epoca che non esisteva, organizzava questi carri pieni di ben di Dio. Ogni ben di Dio. Cosa accadeva però? Accadeva che si creavano situazioni davvero pericolose, ovvero al passaggio del carro lungo la via Toledo, lungo Spaccanapoli in cui siamo, avveniva una vera e propria aggressione. Per questo motivo sotto il Borbone, siamo già nel Settecento, dal carro della Cuccagna si passerà all'albero della Cuccagna, verranno allestiti degli alberi pieni di ogni ben di Dio a piazza Plebiscito, e solamente con l'ok dei soldati, che venivano quindi controllati dalle guardie armate, solo in quel momento si poteva dare avvio alla spoliazione totale che avveniva. Questo però è magari un messaggio che potremmo dare: bisogna festeggiare, scatenarsi, divertirsi, però con cautela. Senza cadere dai carri, diciamo. Evitare di cadere da un carro. Infatti. Poi sarebbe anche molto interessante affrontare altre tematiche relative ad altre feste che ci sono a Napoli. C'è ad esempio una festa storica, che è la festa di Piedigrotta, dedicata ad una Madonna molto importante per i pescatori. Però quest'ultima risposta me la dai in una sala dove... Del Palazzo Maddaloni magari? Al Palazzo Maddaloni mi sa che c'è un tuo spettacolo, vero? Sì, fra poco cominciamo, ma siamo ancora in tempo per completare l'intervista. Per farci questa chiacchierata anche su, ok? No, anche perché qua è bellissimo, Spaccanapoli, la stiamo mostrando, poi adesso le luci sono veramente meravigliose. Sì. Però veramente bisogna urlare, perché Napoli è una città bella. Il turismo ha preso completamente la nostra città ed è straordinario, è bellissimo. È vero, andiamo su. Erone sì, a casa mia, a casa tua, io bi. Fammi non si scappa di chiamare. Erone sì, a casa mia, a casa tua. Questo è un palazzo bellissimo, veramente, e si sta anche molto meglio, c'è molta meno confusione. Non che, ripeto, amiamo la confusione di Napoli, però per una chiacchierata bisogna alzare un bel po' il tono della voce e diventa un po' più problematico. Però a proposito di confusione, no? Napoli è sempre stata una città piuttosto chiassosa. Beh sì, lo è sempre stata. Napoli addirittura fin dal 600, dal 700, il centro storico di Napoli era talmente affollato che si racconta che tutte le persone che venivano da fuori, dalla provincia,
insomma, erano terrorizzate dal perdersi nel centro antico di Napoli. Vabbè, non è facile anche oggi, dai, però ci basta chiedere informazioni anche. Ma allora non c'erano telefonini e quindi era necessario. Allora erano talmente terrorizzati che si racconta che decidevano fra di loro di tenersi con una fune per non perdersi. Quindi quelli che venivano da fuori erano chi le cafuna e quindi e cafune. Nasce il termine cafone con riferimento alla persona di provincia. Poi c'è sto cafone fora, che invece è il cafone, diciamo, di fuori provincia. C'è un'altra ipotesi interpretativa, forse erano gli allevatori che la mattina entravano in città con una fune per acquistare bestiame e portarla via, o forse era la fune che cingeva la valigia di cartone di coloro che venivano che viaggiavano, quindi venivano da fuori. Beh, in realtà c'è una fune di mezzo. Insomma, No, ma è veramente interessantissimo, mi interessa tantissimo questa cosa. Cafone, non ci avevo mai nemmeno pensato che potesse... Però c'è una cosa cafone che noi adoriamo a Napoli, sì, e che è il pane. Ah, questo è poco ma sicuro. Potrei fare 1000 pubblicità a tanti caseifici, però evito di parlare, perché sai che ci sono vari caseifici storici di Napoli che fanno anche un pane diverso. Forse potremmo farci anche una puntata sul pane dei Colli Aiminei, il pane di... Ti racconto un'altra cosa, era talmente confusionaria la città che nasce anche un altro modo di dire. Nel 600 napoletano, siamo in epoca vicereale, sai, Filippo II, Carlo V, rimangono tutti quanti. In Spagna a Napoli c'è il viceré, Don Pedro de Toledo è il più famoso dei viceré napoletani. Bene, Don Ignazio Zuniga, un altro dei viceré napoletani, arrivò a Napoli e credeva di poter risolvere il problema della confusione. Beh, sostenne che la confusione era generata soprattutto dal fatto che a Napoli si sfrattasse di continuo, cioè la gente cambiava continuamente casa, c'erano carrette di mobili che andavano e che venivano. Beh, a un certo punto disse, a questo punto facciamo così, decidiamo una data convenzionale di chiusura di tutti i contratti di affitto. Prima fu deciso il 2 maggio, poi si spostò al 4 maggio. Il 4 maggio si chiudevano i contratti di affitto e si pagavano i tiers. I tiers erano il corrispondente, oggi potremmo dire, l'affitto. E ti dico tiers perché ancora oggi quando un napoletano perde sia capitale che interessi, perde la casa e l'affitto, si usa dire ha già perso tiers e capitale. E quindi il 4 maggio divenne la data convenzionale di scadenza dei contratti di affitto e naturalmente a questo punto ogni qualvolta noi a Napoli chiudiamo un'attività, chiudiamo anche un fidanzamento, chiudiamo una storia, cambiamo casa, a ma fanno 4 maggio. Ma io sto scoprendo un sacco di cose che tra l'altro, posso dirlo, si possono leggere anche sul tuo libro, vogliamo ricordare? Sì, io ho scritto un libro, il mio ultimo libro. Hai anche l'assistente che te lo sta passando? Ah, ce l'hai? Allora, io giuro in giurello, che non era per nulla costruita questa cosa, tu ce l'avevi pronto così, io veramente impazzisco, per quanto tu praticamente non solo sei loquace, ma riesci anche in ogni situazione ad avere un assistente che ti passi. Sì, Napoli 365, tutte le cose da fare a Napoli ogni giorno dell'anno. Anzi, ti dico di più, in epoca vicereale, sai che per esempio la presenza documentata del munaciello, di uno spiritello maligno all'interno della casa, qui siamo nel palazzo Caraffa di Maddaloni, i Caraffa erano fra le famiglie più potenti della città di Napoli e venivano appunto, avevano il ducato a Maddaloni in provincia di Caserta, ma considera che era un giustificato motivo di chiudere il contratto d'affitto che io dimostro che c'è sto Munaciello in da casa. Ma quante volte ce lo siamo detto? No, questa cosa la deve aver presa il Monacello. Sì, che esatto. Però forse, insomma, per chi è fuori da Napoli, un Munaciello non sa che cosa sia. Uno spiritello che fa i dispetti e ti nasconde le cose. È il capro espiatorio, è colui che è responsabile di tutto quello che non si riesce a spiegare in casa. Chi è stato? Un Munaciello. Poi c'è lo spiritello positivo, che è la bella Ambriana, quella che garantisce che in casa invece tutto funzioni meravigliosamente. Beh, addirittura poi si racconta di un avvocato che viveva proprio qui a Spaccanapoli, a pochi palazzi di distanza. Si racconta che questo avvocato diceva, guarda, perdevo tutte in causa. E sai perché? Perché diceva, qui in casa mia ci sta il Munaciello che mi nasconde tutte le carte importanti dei processi. Beh, allora che cosa successe? Dobbiamo cambiare casa. Convinse la moglie che bisognava cambiare casa. La carretta è pronta giù, a ma fanno 4 maggio. Il 4 maggio facciamo finalmente lo sfratto, si gira verso la casa e dice maledetta casa mi hai rovinato la carriera, forse era solo un po' canzalanuta, si gira verso la carretta dei mobili e vede un folletto sui mobili che dice
che era avvocato a casa. Quindi mi sa che il Monacello aveva trovato un'altra casa, però è sempre bello parlare con te, infatti i nostri discorsi poi diventano lunghissimi. Sì, So che ci dobbiamo sì, lasciare, sì. tra l'altro siamo venuti qui, quelli qua, anche i tuoi assistenti, io dico i tuoi assistenti perché sono i tuoi assistenti al racconto, perché noi siamo venuti qui per parlare della festa di Piedigrotta. Sai che mi fa piacere parlarne perché è una festa a cui io sono molto legata, perché quando ero bambina ancora si faceva nella storica chiesa della Madonna di Piedigrotta ed era una festa molto importante per i pescatori e c'erano delle rappresentazioni proprio legate a questa festa, tantissime, meravigliose in tempi antichi, e poi si chiusero circa 20 anni fa con queste recite che si facevano all'interno di Si è questa chiesa, tentato più volte a cui di da bambina io partecipavo, quindi veramente ne ho un ricordo bellissimo, però raccontiamo magari. Si è tentato più volte di rilanciare la festa appunto dell'8 settembre, che in realtà copriva un periodo molto più lungo, era una festa popolarissima. Viviani scrive Feste di Piedigrotta, che oggi è una commedia per descrivere la confusione che si generava, e poi c'era la Piedigrotta musicale, che era una gara canora straordinaria e che peraltro proprio qui nel luogo in cui siamo, perché a pochi metri dal Palazzo Carafa di Maddaloni c'è un'ottica, un ottico straordinario, un ottico che sta là da inizio dell'Ottocento, è sempre lo stesso. Posso fare il nome semplicemente perché lui è Raffaele Sacco. Raffaele Sacco a inizio dell'Ottocento scrisse quella che è considerata da tutti gli storici della canzone napoletana la prima canzone d'autore napoletano, una canzone cioè che aveva un autore dei versi, Raffaele Sacco, e un autore delle musiche, e sono attribuite niente poco di meno che a Gaetano Donizetti. La canzone fu presentata in un teatrino come questo, nel teatrino di Palazzo Carafa, e lui, quasi schermendosi con i presenti, disse: anche noi uomini di scienza a volte indulgiamo in alcune passioni, io avrei scritto una canzone, posso presentarla? Presentò Io te voglio bene assai, una canzone che in 2 versi racconta l'amore respinto, e tu non pensi a me. In 2 versi lui disse quello che altri autori hanno provato a descrivere in migliaia, e quell'anno, brava, 1839 fu presentata la Piedigrotta, naturalmente, e vinse la Piedigrotta musicale. Diventò il tormentone, la canzone più famosa, e ancora oggi, a distanza di 200 anni, è estremamente attuale. E allora noi, ricordando quanto sanno creare, ma anche quanto sanno festeggiare bene i napoletani, ci salutiamo proprio sulle note di questa canzone, no? Fantastica. Perché quando mi vira t'ingriffa con mio gatto, non è che t'aggiu fatta che non mi vuole, io t'aggiu amata tanto e come tu lo sai, io ti voglio bene assai, e tu non pensa a me, io ti voglio bene assai, e tu